Sardegna, Cristian Solinas. Buonasera a tutti. Questa platea, questa folla di questa sera, i colori generosi del centrodestra civico e sardista stanno ad indicare che questa formula politica merita continuità, merita di vedere portati a compimento i tanti punti programmatici avviati, le tante azioni portate avanti nella legislatura più complessa della storia autonomistica. Una legislatura falcidiata dal Covid, dalle guerre, da emergenze di natura epocale. Io sono convinto che il centrodestra, che ha iniziato col contributo civico e sardista in questa legislatura a mettere mano alle grandi storture, ai grandi disastri fatti nelle legislature precedenti, pensiamo soltanto all'ATS, alla riforma sanitaria che aveva cancellato le ASL territoriali, che non ha mai avuto la forza di portare avanti il turnover dentro la sanità e che oggi ci fa pagare un prezzo assolutamente esoso in termini di mancanza di professionalità. Ecco, questa maggioranza in questi 5 anni ha avviato una riforma importante, ha bandito come mai prima concorsi per riportare capitale umano non solo nelle ASL ma nella Regione e nei suoi enti. È la Regione che ha maggiormente speso durante il periodo Covid per aiutare chi era maggiormente in difficoltà. Siamo la regione che ha gestito meglio quella fase, con meno contagi, meno chiusure, maggiori aiuti a famiglie e imprese. Abbiamo in questi anni chiuso l'accordo più importante sulle entrate mai siglato dalla Regione Sardegna, perché mentre in passato, a fronte di qualche concessione in termini economici, ci è sempre stato chiesto di farci carico una volta della spesa sanitaria, una volta della continuità territoriale, una volta del trasporto pubblico locale, nel 2019 l'accordo sottoscritto sulle entrate ha previsto 1,5 miliardi di entrate in più per spese per investimenti, 500 milioni di riduzione sugli accantonamenti e 100 milioni di acconti sulla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. E questo ci consentirà di avere sui bilanci della Regione per sempre 600 milioni di euro all'anno in più da destinare alle politiche attive di settore. I numeri non mentono, al netto di tutte le opinioni, di tutte le chiacchiere. Se Fitch, una delle 3 grandi società di rating al mondo insieme a Moody's e Standard & Poor's, certifica che i conti della Regione Sardegna hanno un rating migliore di quello dello Stato italiano, significa che questi anni hanno visto un buon governo della Regione da parte di questa coalizione. E se l'Istituto Tagliacarne ci dice che negli ultimi 5 anni il reddito medio pro capite in Sardegna è cresciuto del 10,3%, più che in Lombardia, più che nel Lazio, significa che le azioni intraprese sono state assolutamente efficaci. Certamente tutto questo non basta, abbiamo bisogno di portare avanti i nostri progetti sulla continuità territoriale, sul nuovo equilibrio tra urbanistica, paesaggio e territorio, abbiamo bisogno di ristabilire un corretto equilibrio nel servizio sanitario. È per questo che questi ulteriori 5 anni dovranno vedere il portare a compimento le tante azioni intraprese. Sono convinto che tutti insieme, con Paolo e con la coalizione di centrodestra civica e sardista, potremo centrare nell'interesse dei sardi e della Sardegna questo fondamentale obiettivo. Grazie, forza Varis a tutti.